Alleluia. Buonasera a tutti. Ha mangiato bene? Ah? È diverso stare qua alla notte, né? Ma è buono, perché? Perché siamo nella presenza del Signore, sempre, amen. Oggi è l'ultima domenica che parleremo di questo tema. La Bibbia ha ragioni. E con quello testo che è conosciuto nostro, secondo libro di Timoteo, capitolo 3, versetto 16, né? E chiedo che adesso possa ascoltare. Che dice questo testo? La Bibbia dice così: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere e a istruire alla giustizia. Hai ascoltato? Hai ascoltato bene? Sì? Perché avete appena ascoltato, avete memorizzato solo 5% di questo versetto. Se lo leggete e memorizzerete 10%, ma è ancora poco quando leggiamo memorizzare solo 10%. È poco. Quindi, per aiutarvi a memorizzare di più, leggerò di nuovo, ascolterete, ma allo stesso tempo vedrete il testo. E chiedo di voi che vedi il dettaglio del versetto. Chiedo da voi questo testo. Vedi, io voglio leggere, tu vai a ascoltare, ma devi vedere allo stesso tempo. Ogni scrittura è ispirata da Dio. È utile a insegnare. La prima parola è insegnare i principi di Dio. La seconda parola, a riprendere. Che significa questo riprendere? Porta nostri errori alla nostra coscienza. La terza parola, correggere, ci fa cambiare e tutti i nostri atteggiamenti. È uscire dall'errore, correggere. Uscire dagli errori. E la ultima parola, educare. Ci istruisce a vivere in pratica i principi di Dio che Dio ha lasciato a noi. Amen. Alla giustizia. Ma di questo modo avete memorizzato il 20% del versetto, perché avete ascoltato e avete veduto. È qualcosa, 20% è qualcosa, ma ancora è poco. Conclusione: sarà in grado solo di memorizzare 90% di tutto ciò che leggi nella Bibbia se studia, se ripeti il testo, metti in pratica gli insegnamenti di Dio o insegna a qualcuno. È questo. Se hai notato, sto parlando del concetto di apprendimento. È questo che la pedagogia dice. Perché? Per attirare la vostra attenzione. Se siamo
qua per solo ascoltare, approfitteremo molto, mas molto poco di ciò che la Bibbia ha di insegnarci. Ora, se mettiamo in pratica gli insegnamenti del Signore, la nostra vita cristiana sarà autentica. E la Bibbia continua a dire in questo testo, in modo che l'uomo di Dio possa essere completo e ben preparato per ogni opera buona. Questo è ciò che dice versetto 17, versetto seguente, no? Quindi dobbiamo prestare attenzione, fratelli, a ciò che dice la Bibbia, per sperimentare la potenza della parola di Dio nella nostra vita. È questa la verità. E oggi voglio parlare di 3 argomenti con te. Il primo è questo: la divisione della Bibbia in capitoli e versetti. Questa divisione non si trova nei libri originali, né nella Bibbia ebraica. Allora, perché è stata creata questa divisione? Primo, per poter citare accuratamente i testi della Bibbia. Secondo, per poter fare riferimento a temi specifici, utilizzando tutti i libri della Bibbia. E terzo, per ricordare il nostro lettore più facilmente e tornare indietro nel testo ogni volta che lo desideriamo. È questo. La divisione della Bibbia in capitoli e versetti non è sbagliata, ma non possiamo usare un versetto o un capitolo fuori del suo contesto, perché compromette il significato del messaggio biblico per la nostra vita. Nella predicazione di pastora Mariana, per esempio, avete ascoltato di questo argomento, nel prima domenica di questo mese. E ricordo una esperienza che, quando ero ancora all'università, un giorno un insegnante parlando, fate attenzione di questo, parlando di qual è il risultato quando qualcuno non ha conoscenza, ha una conoscenza solo superficiale della Bibbia. Lui ha citato un esempio parlando di quelle persone che vivono nelle regioni artiche, quelli che ci sono abitanti del Polo Nord, che si chiamano eschimesi, in portoghese parliamo eschimós. E lui me l'ha detto: l'eschimesi vuole andare all'inferno, perché ha sentito che l'inferno è un posto caldo. Fratelli, sfortunatamente ci sono molte persone che vivono nello stesso errore, credendo in mezze verità, perché non conoscono la parola di Dio. Quindi, quando leggiamo la Bibbia, dobbiamo sempre cercare di sapere, per esempio, chi sta parlando, a chi era indirizzato quel messaggio, e principalmente qual è il contesto in cui è stato scritto quel messaggio. Questo è importante. Il teologo americano Glenn Powers ha detto: perché leggiamo la Bibbia a pezzi, la conosciamo a pezzi. Pezzi è la pronuncia italiana meglio, no? Pezzi. Uno spuntino non è un sostituto di un pasto completo, no. Per esempio, in Brasile puoi trovare la famosa scatola delle promesse nelle librerie evangeliche. È una scatola con una collezione di piccole carte
ognuna con una promessa di Dio. E l'interesse dei cristiani per le promesse bibliche è così grande che questa idea è diventata un prodotto e che in seguito è iniziato ad essere venduto sul mercato evangelico. Che cosa? Ma non c'è problema a conoscere la promessa di Dio, soprattutto perché sono stati lasciati a noi. Dio ha lasciato a noi. Ma fratelli, nessuno vive solo di promesse. Nessuno. In tutte le aree della nostra vita, nessuno vive solo di promesse. E molti cristiani, perché non conoscono la Bibbia, non sanno che Dio parla anche di obbligo, grazie Dea. Questo teologo Glenn, che è famosissimo negli Stati Uniti, dice così: tagliare la Bibbia nei miei pezzi preferiti mi impedisce di conoscere la Bibbia come la vera lampada che è, per guidare i miei passi e luci per le mie vie. Per questo dobbiamo conoscere la Bibbia, perché è una lampada per illuminare la nostra vita. E questo è importante per noi. Il secondo argomento che voglio menzionare è la unità della Bibbia. Unità, la sua unità. I 66 libri sono uno solo, perché sono ispirati. La parola di Dio, quindi, è la parola di Dio. E questo è il libro, la parola di Dio. Quindi possiamo fidarci del suo messaggio. E i libri dei Salmi, per esempio, voglio usare questo esempio. Scritto in un periodo di 1000 anni, è una delle più grandi raccolte di inni, preghiere, poesie che esprimono l'esperienza più profonda della vita quotidiana del popolo di Israele con Dio. Il libro dei Salmi ha 5 divisioni. Non ho intenzione di parlare di questa divisione, ma nella divisione dei Salmi storici troviamo il Salmo 107. 107. È meglio, né? 107. Che rivela la storia della sofferenza del popolo di Israele in Egitto per 400 anni come schiavi e l'atto soprannaturale di Dio per liberarli. Ma il versetto 20 di questo salmo attira attenzione. Io voglio leggere Salmo 107, versetto 20. Mandò la sua parola e li guarì e li salvò della morte. Amen. La storia del popolo di Israele in Egitto è un simbolo della schiavitù dell'uomo nel mondo del peccato. Parla dell'uomo allontanato da Dio, destinato alla morte eterna. È un simbolo. Non leggerò questo salmo adesso, ma voglio solo menzionare un po' di una piccola parte. Il salmo dice che nella loro afflizione il popolo gridò al Signore. Dio ha ascoltato e mandò la sua parola e li salvò.
portandoli fuori dalla escurità dell'ombra della morte, spezzando le catene di ferro e sfondando le porte di bronze. Il Salmo dice che anche se erano pellegrini nel deserto, Dio li condusse per la retta via verso una città abitata. Cosa interessantissima, più di 1000 anni dopo che questo salmo fu scritto, l'Apostolo Giovanni arriva annunziando lo stesso messaggio nel suo Vangelo, confermando così la unità della Bibbia. Possiamo fare diversi confronti, fratelli, tra libri della Bibbia. Il libro, per esempio, di Daniele presenta le stesse profezie sulla fine del mondo. Tutte profezie sulla fine del mondo che si trovano nell'Apocalisse, scritto da Giovanni. Erano contemporanei. La distanza temporale tra loro erano di 600 anni. E allo stesso modo, quando confrontiamo alcuni dettagli di questo salmo con il messaggio dell'Apostolo Giovanni, possiamo vedere l'unità della parola di Dio. Io voglio fare questo con te. Quando Salmo 107, versetto 20 dice: mandò la sua parola e li guarì e li salvò dalla morte. Giovanni 1, versetto 14 dice: e la parola è diventata carne e ha abitato fra di noi. Giovanni 5, versetto 24: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. L'amore di Dio per noi si è manifestato. Quando parlo alle coppie, dico sempre: amore che non si manifesta non è amore. E Dio ha manifestato il suo amore qua. Un altro confronto, fratelli, versetto 4 del Salmo 107. Essi vagavano nel deserto per vie desolate. E dopo, versetto 7, il Salmo dice che Dio li condusse pela retta via. Stiamo parlando di più di 3 milioni di persone che hanno iniziato un viaggio con Dio senza ipermercato, senza farmacia, senza nemmeno avere l'indirizzo di destinazione. Ma la Bibbia dice: non mancava nulla. Che voglio fare un complemento prima di confrontare questi due versi con il Vangelo di Giovanni, ok? Il libro di Neemia parla così, Neemia 9, 20-21. Hai dato loro il tuo buono spirito per istruirli. Non hai rifiutato la tua manna alle loro bocche e hai dato loro acqua quando erano assetati. Per 40 anni li hai sostentati nel deserto e non è mancato loro nulla. I loro vestiti non si sono logorati. I loro piedi non si sono gonfiati. La Bibbia mi insegna qualcosa con questi due versetti. Quando lascio l'Egitto, simbolo del mondo del peccato, e inizio a camminare con il Signore, comincio a sperimentare il soprannaturale di Dio. È questo testimone che abbiamo ascoltato di pastore Jean-Claude. Dio è un Dio potente, è fedele e lavora per noi. E questo è quello che
successo al popolo di Israele al deserto. Salmo 105, versetto 37 dice: e fede uscire gli Israeli con argento e oro, e non c'era nessuno malato nelle loro tribù. Più di 30 milioni di persone. Cosa significa questo per noi oggi? Cosa dice Giovanni? Giovanni 6, versetto 51 dice, parola di Gesù: io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Il pane che io darò per la vita del mondo è la mia carne. Giovanni 14, 6, Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Tu stai rendendo conto di cosa sta parlando la Bibbia? È per me e per te questo messaggio. Un altro confronto che possiamo fare solo con questo salmo. Nel versetto 7 io non ho letto questa parte, perché giungessero a una città da abitare. La città abitata era Canaan. La sofferenza dell'Egitto è rimasta indietro. Dio ha preparato un luogo per loro dove dimorare con Lui. E questo per noi significa, Giovanni 16, versetto 33, Gesù dice: nel mondo avete tribulazioni. Fare attenzione di questo testo, perché la vita con Dio, in mezzo al deserto, non è un mare pieno di fiori. Nel mondo avete tribulazioni, ma fatevi coraggio, fratelli, io ho vinto il mondo. E Giovanni 14, 2 dice: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. È la città celeste. Non è quella Canaan che Israele ha trovato, ma per noi è la città celeste, dove vivremo per sempre con il Signore. Apocalisse 22, 14 dice: beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Apocalisse 21, verso 6, ha una conferma potentissima per noi, quando Gesù dice così: ogni cosa è compiuta. E ha cominciato là, na sua croce. Ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, i principi e la fine. Questo ciò che il Signore ha fatto per noi. Il salmista ha iniziato questo salmo in suo primo versetto dicendo: celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. E finisce questo salmo nel suo ultimo versetto 43 dicendo: chi è saggio osservi queste cose. Osservi queste cose. Perché? Perché la unità della Bibbia rivela con la figura di Israele la stessa storia per noi. Non è diverso. Loro non hanno visto Gesù. Io non ho visto Gesù. Ma lo Spirito Santo parla al nostro cuore che durante questo viaggio, a qualche momento, Gesù tornerà.
e andremo al cielo. Amen. Questa è una verità. E quindi questa è la guida di Dio per noi nella sua parola, fratelli. Deuteronomio 6, versetto 5 a 9. Deuteronomio 6, versetto 5 a 9. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ci saranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli. Io ho ricordato di Sofia, quando o pastore apresentava Sara. Sofia estava gridando pochi minuti fa, e era quanto mesi? Sì. E já está gritando, a pouco estará correndo e lodando il Signore. È una benedizione per questa coppia, Marco e Anna. Perché la Bibbia dice, è erança del Signore per voi. È questo. E inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ci coricherai e quando ci alzerai. Te li leggerai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi, e li scriverai sugli stipili della tua casa e sulle porte della tua città. Questo è importante. Abbiamo bisogno di avere la parola di Dio continuamente vicino agli occhi, alla mente, nei nostri cuori. Parlare di lei tutto il tempo, come dice questo testo. Questo è il principio pedagogico. Questa parola penso che è corretta, né? Principio pedagogico di Dio. I pastori Jean-Claude e i pastori Daniel hanno parlato di queste cose durante questo mese, né? Non possiamo essere obbedienti solo per le grandi cose, fratelli, no, perché nelle piccole cose mostriamo il nostro senso di scopo. Questa è una verità, un principio di vita. Quando stai per sviluppare, per esempio, ed esercitare una funzione professionale, per esempio, tu leggi, tu studia, tu pratica, tu ripeti. Fratelli, per le cose spirituali non devono essere diversi. Non deve essere diverso. La parola di Dio è viva ed efficace per produrre fede, perché così la fede dunque viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Dio. Romani 10, versetto 17. E Salmo 119, versetto 11 dice, ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. La potenza della parola di Dio per non peccare contro Dio. Perché? Perché tu comincia a vedere la santità di Dio attraverso la parola del Signore. Io voglio chiedere la vostra attenzione, perché voglio dire cos'è la Bibbia. La Bibbia contiene la mente di Dio, la condizione dell'uomo, la via della salvezza, la condanna dei peccatori, la felicità dei cristiani. Le loro dottrine sono santi, i loro precetti giusti, le loro storie vere e le loro decisioni immutabili. Leggi la Bibbia per essere saggio, crede nella Bibbia per essere sicuro e metti in pratica i suoi insegnamenti per essere santo. Contiene luce per dirigere la tua vita, cibo per tenerti in conformo per la tua anima.
è considerata la lettera del viaggiatore, è il bastone del peregrino, la bussola del pilota, la spada del soldato e la mappa del cristiano. Attraverso lei il paradiso viene ripristinato e le porte dell'inferno scoperte. Il tema di questo libro è Cristo. Il suo intento è il nostro bene. Il suo scopo è la gloria di Dio. Deve riempire la mente, governare i cuori, guidare i piedi. Leggi la Bibbia lentamente, frequentemente e in preghiera. È una miniera di ricchezza, un paradiso di gloria e un fiume di piacere. Ti è data nella vita, sarà aperta nel giorno del giudizio e ricordata per sempre. Comporta la massima responsabilità, ricompenserà il lavoro più duro e condennerà tutti coloro che disprezzano il suo sacro contenuto. Alleluia. La Bibbia sta dicendo a noi, Salmo 1, versetto 1 e 2, beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio di empi, che non si ferma nella via del peccatore, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Conclusione, fratelli. Gli incontri con la parola di Dio sono necessari, perché ci avvicina a Dio e libera-ci dalla malvagità di questo mondo. Il parallelismo neste testo sono segni di nota. Fare attenzione, per esempio, primo, beato l'uomo che non cammina, non si ferma e non si siede. Quando parla del crescente coinvolgimento con la malvagità di questo mondo. Allo stesso modo i termini che caratterizzano il malvagio, per esempio, sono progressivi, empi, peccatori, schernitori. Le figure in questo testo mostrano il giusto che è nel mondo, ma non è influenzato dal mondo. Questo è bello. Le figure di questo testo mostrano il giusto che è nel mondo, ma non è influenzato dal mondo. Alleluia. Il contrasto qui è forte, perché? Perché invece di compiacere i malvagi, il piacere dell'uomo e delle donne di Dio è con le cose del Signore, specialmente con la sua parola. Alleluia. Quando la parola di Dio, fratelli, non è conosciuta, la comunione con Dio praticamente non esiste. Manca la sensibilità, manca la intimità con lo Spirito Santo e di conseguenza anche até mesmo questa riunione, questo culto che è dedicato a Dio, la dimentica noioso, per esempio, monotono, e sfortunatamente a causa della freddezza spirituale alcuni lasciano la Chiesa. Perché? Perché praticamente non ha comunione con il Signore. Questo è basta aspettare il tempo
per vedere che quando siamo qua, senza sperimentare la presenza di Dio, questa riunione comincia a diventare noiosa, monotona. Ah, non voglio in chiesa. È questo. Fratelli, dobbiamo adorare e glorificare Dio attraverso una vita di adorazione. E non solo durante il nostro culto. Questo è importante, cercando la luce della sua parola, in modo che possiamo rimanere saldi mentre aspettiamo il ritorno del Signore. È questo. Non possiamo venire in chiesa la domenica, per esempio, come oggi, solo per ascoltare qualcosa, o perché abbiamo una richiesta di preghiera. Non per questo solo. La Bibbia dice: avvicinatevi a Dio, ed Egli si avvicinerà a voi. Lettera di Giacomo 4, versetto 8. Lo scopo della riunione alla domenica è stare insieme per dichiarare la nostra gratitudine a Dio, dedicare la nostra adorazione a Lui, a causa del nostro tempo con Dio nel corso di tutti i giorni della settimana. Gesù ha detto: io sarò con voi tutti i giorni. Matteo 28, versetto 20. Lui non ha detto: io sarò con voi solo alla domenica, perché per esempio domani dobbiamo cercare tutte le notizie, perché stiamo vedendo in telegiornali che l'Italia sta cambiando con la pandemia. Ma il Signore sta dicendo a noi: io sarò con voi tutti i giorni. Il terzo argomento che voglio menzionare a te è che la Bibbia, per ci avvicinarci a Dio, e quando ci avviciniamo al Signore, possiamo vedere la sua santità. Il Signore si è presentato a Mosè, per esempio, in una fiamma di fuoco, in mezzo a un pruno. Il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. È stato un incontro con Dio che ha cambiato la vita di Mosè. Il pruno è stato un'esperienza straordinaria, perché rivela la santità di Dio e parla della riverenza che gli dobbiamo. Può leggere a casa dopo Esodo 3. È di questo che sto parlando, Esodo 3. Mosè notò che il pruno era in fiamme, ma non fu consumato dal fuoco. Decide di avvicinarsi per vedere meglio. Il Signore ha visto che si stava avvicinando, e dal mezzo del pruno Dio chiama Mosè, e poi nel versetto 5 di Esodo 3 dice: non ti avvicinare qua, non ti avvicinare qua, Mosè, togliti il calzare dai piedi, perché il luogo sul quale stai è solo sacro. Quello luogo divenne sacro a causa della presenza del Signore. Qui devo dare una spiegazione importante. Ognuno di noi oggi, come figlio di Dio che siamo, può avvicinarsi al Signore perché il sangue di Gesù ci ha purificato del peccato. Amen. Non è la stessa situazione di Mosè in Vecchio Testamento. La Bibbia dice che nella morte di Gesù il velo del Tempio che separava il luogo santo dal luogo santissimo fu completamente strappato. La via di accesso è stata aperta da Gesù. Alleluia. Questo è bello per noi. La Bibbia conferma che possiamo avvicinarci a Dio,
ma nel modo giusto. Quando andiamo alla casa di Dio dobbiamo essere riverenti, perché Dio ci sta aspettando. Non è solo una riunione. E questo ciò che significa: toglieci i sandali o calzari, né? Sandali dai vostri piedi. Ecclesiasti 5 dice: quando entrare nella presenza di Dio, lascia che le tue parole siano poche. Non essere pronto a pronunciare una parola, perché Dio è nel cielo e tu sei sulla terra. Quindi lascia che le tue parole siano poche. Un'altra occasione, Mosè salì sul monte Sinai, entrò nella nuvola e è rimasto per 40 giorni. Quando scese dalla montagna e tornò con i 10 comandamenti, per esempio, Mosè non sapeva, ma la pelle del suo viso era diventata tutta radiante. Possiamo dire che è stato un rapimento, c'è stato un rapimento, né? Esodo 34, verso 27 a 35. Fratelli, só se ci avviciniamo a Dio correttamente, Ele si avvicinerà a nostro favore. Amém? Pertanto, entra alla presenza del Signore quando vieni al culto. Alla fine voglio dire, quando Dio ha traçato il suo popolo fuori dalla schiavitù in Egitto, Ele guidò suo popolo attraverso il deserto, ma nel deserto, fate attenzione, non potevano piantare o raccogliere. E Dio non aveva alcun desiderio di fare il suo popolo morire di fame nel deserto, non è questo. Io leggerò Deuteronomio 8, 3, capitolo 8, verso 3. Ele dunque ci ha umiliato, ci ha fatto provare la fame, poi ci ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. Alleluia. La fame menzionata in questo testo non è una ausência di cibo, è ausência di Dio. Era questa esperienza che Israele doveva sperimentare, e noi, nello stesso caso. Dio stava insegnando al suo popolo a dipendere interamente dalla fornitura divina, per il proprio sostegno. Per noi non è diverso questo. Per vivere il cristianesimo abbiamo anche bisogno di cibo spirituale. Voglio ripetere questa frase a te, fare attenzione a me, non a Pietro in questo momento. Abbiamo anche bisogno di cibo spirituale ogni giorno. È la parola di Dio. Ogni giorno. La manna come mezzo di sostenimento delle persone rappresenta la parola di Dio, la vera fonte di vita, ma la manna era la figura e l'ombra di un bene futuro, il vero pane che un giorno ha disceso dal cielo. Cosa significa questo per noi? Cosa dice la Bibbia? Giovanni 6, 31 a 35. Gesù parlando. I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto. Egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Versetto 32. Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo,
poiché il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà vita al mondo. In versetto 34 loro disserono a Gesù, Signore, dacci sempre di questo pane a noi. Il versetto 35 è potentissimo, dice così, Gesù disse loro, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Alleluia. Amen. Perché non mangia così spesso? Non sei malato, Tu non sei malato, ma perché non mangia così spesso? Il Signore ci parla oggi, mangia il pane che ti dà la vita, attraverso la sua parola, il manna per noi, è la parola di Dio, ma che è diventata carne, che è Gesù Cristo, nostro amato Salvatore. Amen. Voglio chiedere, sì, per favore, mettiti in piedi. Voglio finire con questo momento, in questo momento.